Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. La domenica che fai ti riposi un po' di più, se allo stadio non ci vai tutto il giorno alla TV, quando invece è campionato il morale salta su, se lo stadio è già gremito manchi solamente tu, ed allora sei già in curva a tifar per il tuo eroe, per cantare anche tu insieme a noi. Qualunque posto andrai, al tuo fianco ci vedrai, sempre più irriducibili che mai. Oh, 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 Viboresale. Oh, 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 siamo qui tutti per te, a te sempre un po' di più, solo quando giochi tu, questo nostro grande cuore rosso blu. Quando il gioco si fa duro, noi saremo l'uomo in più. In difesa come un muro, in attacco una tribù. Ma ad un tratto sognerai il gran gol di farlo tu. Sventolare tu vedrai la bandiera rosso-blu. Il vantaggio è la tua squadra e resistere non puoi. Di cantare anche tu insieme a noi. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te caro Andrea, buonasera a te cara Natalia, buon lunedì. Alle volte i miracoli nel calcio accadono, signore e signori. Avevamo perso l'allenatore da almeno 3-4 incontri, sostituito in corsa da mister Fanello. Ieri allo stadio Luigi Razza ai play-out della Serie D Girone I è avvenuto il miracolo. Signore e signori, la Vibonese, battendo la Cireale 1-0, si è salvata e andiamo. E dall'anno prossimo si lavora per andare in C. E che cavolo. Permettete questo momento di squadra paesana, permettete di ricordare Umberto Saba, perché quando si parla della squadra paesana forse parliamo del calcio più genuino, del calcio più semplice, del calcio giocato forse più vicino ai nostri cuori. È pallone, ma è proprio il piacere di sentire un po' d'aria di casa così da lontano e incoraggiare gli 11 leoni che ieri hanno compiuto l'impresa. E allora, questo che avete ascoltato è l'inno della Vibonese, bene sì, esiste, lo dedico al nostro Walter, speriamo che il suo Newcastle sia riuscito a fare qualcosa di buono in Inghilterra. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, questa è la puntata numero 1190 di oggi, lunedì 11 di maggio 2026. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, video pillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. Ma adesso è giunto il momento dell'implacabile diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi e a seguire l'onorevole Simona Loizzo con Qui Parlamento. Si parla del decreto sui prezzi petroliferi. Un'ultima cosa, 340-670-9659, le vostre zap o whatsapp che dir vogliansi, 0292947222, quando ve lo dirò io. Restate con noi, anche perché dopo le 18:30 in diretta Anna Cisint. Vai, andate pure ragazzi.
Il blocco dello stretto di Hormuz ha paralizzato i trasporti marittimi in uscita dal Golfo Persico, determinando un infarto di tutti i traffici. Ma in attesa che la navigazione nello stretto venga liberalizzata, anche se non si sa né come né quando, l'inviato di Italia Oggi, Edoardo Narduzzi, ha scoperto che la frontiera fra gli Emirati Arabi Uniti e l'Oman è adesso percorsa ininterrottamente da decine di migliaia di tir portacontainer che così aggirano Hormuz portando materiali di ogni tipo lungo un'autostrada con 4 corsie per senso di marcia. La notizia, a lungo nascosta e quindi sottovalutata, è poi stata ripresa dal Financial Times e diffusa al mondo intero. Questa iniziativa che cosa vuol dire? Che gli imprenditori non stanno fermi, non stanno con le mani in mano, ma cercano delle soluzioni terrestri che sono corridoi autostradali e soprattutto ferroviari per evitare altrimenti l'inevitabile ricatto degli stretti ostruiti. Qui Parlamento. Ha facoltà di replicare il relatore, si intende che vi abbia rinunciato, ha facoltà di replicare la rappresentante del governo, si intende che vi abbia rinunciato. Seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge numeri 1208, 2095 e 2220A, disposizioni in materia di terapie digitali. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Affari Sociali si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire la relatrice, deputata Loizzo. Prego, onorevole. Grazie Presidente. L'Assemblea oggi avvia l'esame della proposta di legge recante le disposizioni sul riordino delle terapie digitali di cui sono prima firmataria nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Affari Sociali. Il provvedimento affronta un tema di grandissima attualità, ponendosi l'obiettivo della rimborsabilità delle terapie digitali, ovvero di terapie che non sono considerate più terapie farma, ma non sono non farma, cioè sono terapie regolate da software. Faccio presente che nonostante sia ampiamente riconosciuto il valore terapeutico delle terapie digitali anche al pari di trattamenti farmacologici, attualmente in Italia non è ancora disponibile nessuna terapia digitale rimborsabile. Non si tratta solo di colmare un ritardo rispetto alla Francia, alla Germania, al Belgio, ma anche, come ci dice il Politecnico di Milano, che oggi intendo ringraziare per la grandissima collaborazione fornita insieme all'Unical di Cosenza sulla stesura del testo definitivo, dicevo, non si tratta solo di colmare il vulnus, ma anche di andare incontro alle esigenze dei medici, il 60% dei quali intervistato è interessato alla prescrizione delle terapie digitali e non soltanto sarebbe pronto a prescrivere, ma quanto ne chiede il regime di rimborsabilità. E questo è un segnale che non si può più dimenticare e soprattutto che apre finalmente la strada a processi come la sanità digitale che nel nostro Paese sono ancora all'inizio. Preliminarmente evidenzio come il provvedimento in discussione costituisce l'esito di un iter molto proficuo che ha visto maggioranza e opposizione dialogare continuamente, anche attraverso un approfondito ciclo di audizioni in cui noi abbiamo sentito dall'Accademia dei Lincei sino a tutte le categorie coinvolte come l'ordine dei medici, l'ordine dei farmacisti, l'ordine dei biologi. Abbiamo quindi lavorato alla predisposizione di un testo che io definirei
armonico che riassume al suo interno tutte le proposte di legge, mantenendo un rapporto di grandissima collaborazione con tutti i gruppi parlamentari. Poi sono state approvate delle proposte emendative volte a recepire quelle che erano le istanze del dibattito, ma anche poi pareri della Commissione come Commissione Bilancio. Passando al contenuto del provvedimento, faccio presente che il testo, quale risultante delle proposte emendative approvate, si compone di 4 articoli. L'articolo 1,1 che definisce le terapie digitali come dispositivi medici software rientreranno sempre nei dispositivi medici e saranno sempre poi definite in base a una grande collaborazione col Dipartimento proprio nelle direzioni generali dei dispositivi medici del Ministero della Salute, che sono in grado di attenuare o trattare una malattia, un disturbo di salute, una lesione o una disabilità, generando un impatto positivo sulla salute. Ai sensi del comma 2, invece, le terapie digitali possono funzionare autonomamente o in combinazione con altri diciamo, dispositivi terapeutici, ma anche con altre terapie farmacologiche, interventi clinici e sanitari. Il comma 3 prevede che i dispositivi medici digitali, tra cui le terapie digitali, ai fini dell'immissione sul mercato siano dotati di marcatura CE come dispositivi medici a base di software, conformemente alla normativa dell'Unione Europea e previa valutazione di conformità effettuata, ove previsto, da un organismo notificato designato dal Ministero della Salute o da altra autorità competente dell'Unione Europea. L'articolo 2, in tema di valutazione delle terapie digitali, dispone che esse, in quanto ricomprese alle categorie dei dispositivi medici, rientrino nell'ambito di applicazione del Programma Nazionale dell'HTA, dispositivi medici. L'articolo 3 prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, presso il Ministero della Salute venga istituito il Comitato Nazionale per le Terapie Digitali, composto da 16 membri, presieduto da un componente con comprovata esperienza in materia di dispositivi medici, incluse le terapie digitali, del Dipartimento della Programmazione dei Dispositivi Medici e delle Professioni Sanitarie. Il comma 2 definisce i compiti del comitato, chiamato a fornire indicazioni sulle terapie digitali sottoposte a valutazione del Programma Nazionale HTA, tra quali segnalate dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali Agenas, attraverso le procedure previste dal Piano Nazionale dell'HTA. Viene poi previsto che il Ministero della Salute, sulla base dell'attività di valutazione e di monitoraggio di Agenas, avvalendosi del supporto del Comitato, presenti alle Camere un rapporto annuale sull'evoluzione delle terapie digitali e sulla loro efficacia, nonché sulla disponibilità attuale di sempre nuove tecnologie. Ai sensi del comma 3, ai componenti del Comitato non spetterà alcun compenso. L'articolo 4,1, in tema di inserimento delle terapie digitali in esame nei livelli essenziali di assistenza delle terapie digitale, prevede che sono effettuate le necessarie valutazioni ai fini dell'inserimento nel nomenclatore tariffario delle terapie digitali che presentano i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo. Il comma 2 dispone che le valutazioni di HTA necessarie per l'aggiornamento dei LEA in merito alle terapie digitali segnalate al Comitato di cui all'articolo 2 sono effettuate attraverso le apposite procedure previste allo scopo nell'ambito del Programma Nazionale dell'HTA dei dispositivi medici. È la prima volta, e sottolineo la prima volta, che finalmente le terapie digitali entrano in un percorso di rimborsabilità, entreranno finalmente nei livelli essenziali di assistenza e usciranno da quel mercato parallelo che è out of pocket di acquisto dei singoli pazienti della singola terapia digitale.
Viene infine previsto al comma 3 che ai fini del suo inserimento nei LEA è necessario che una terapia digitale sia stato oggetto di una validazione clinica assolutamente di metodo conforme alle norme internazionali di medicina basata sulle prove di evidenza con preferenza per gli studi randomizzati controllati. È di qualche giorno fa che il Lancet evidenzia come sorgono diversi trial clinici oggi validi, per esempio sulle malattie neuropsichiatriche e le terapie digitali. In conclusione, noi auspichiamo che la proposta di discussione venga approvata in tempi rapidi, in modo che anche in Italia, come negli altri paesi, come in Francia, in Belgio, in Germania, vengano rimborsate le terapie digitali, e mi sento di ringraziare l'intergruppo parlamentare sanità digitale di cui mi onoro di essere presidente, e anche tutti i partiti di maggioranza, ma soprattutto la grande visione dell'opposizione che all'unanimità ha cercato un testo unico che andasse in aula. Grazie. Grazie onorevole, ha facoltà di intervenire la rappresentante del governo. Sì. Qui Parlamento. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Nuova te la linea, Antonino. Grazie Andrea, grazie Natalia. Alle 18:34 minuti e 43 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata 1190 di Zoom. Soprattutto ci ha raggiunto per telefono, per questo faccia a faccia, la ringrazio del suo tempo e della sua pazienza, Anna Maria Cisinte, eurodeputata della Lega. Buonasera Anna Maria. Buonasera a tutti, grazie a voi anzi per l'invito. Prego. Allora, la notizia, io mi scuso per l'espressione, ma mi viene da vomitare perché purtroppo la notizia è di questo genere. Minorenne stuprata a Venezia, un'altra vittima dell'Islam radicale, bengalese di 17 anni, già madre, abusata dall'ospite. La Lega, la vergogna delle spose bambine. Ecco, tra l'altro la nostra Anna Maria su Il Giornale spiega che esiste tutto un mercato, tra l'altro, di subaffitti in nero che prospera indisturbato e che lei ha già combattuto quando era sindachessa a Monfalcone. Allora, che cosa è successo? Ma allora, come ha detto benissimo, la situazione è oltre il limite e c'è un'altra dimostrazione di cosa significa il vero patriarcato, no? Allora, questa ragazza, 17enne già con un figlio, è stata violentata da un connazionale bengalese che loro ospitavano nella loro casa. E grazie a Dio lei ha denunciato, perché poi
purtroppo incontri anche casistiche di povere ragazze che magari non lo fanno, come è capitato a me da sindaco, dopo vi racconto quell'episodio. In questo caso però non emerge solamente la tragicità della violenza, dello stupro abominevole che ha subito sta ragazza, ma emergono anche altre questioni che sto denunciando da tempo e che sono quelle, in sintesi, che hai già enunciato. Prima di tutto, 17 anni, minorenne, ha già un figlio. Il tema delle spose bambine nell'Islam, nei radicalizzati, è una questione molto diffusa, aperta, che esiste in Italia, non solo in questo caso a Mestre, che esiste purtroppo in maniera molto diffusa. Ed è inaccettabile che in un paese come il nostro, dove c'è una Costituzione, dove si parla di dignità della persona, dove le regole sono molto chiare, si accetti però implicitamente, perché voglio dire, il fatto che non ci sia una ribellione complessiva dimostra che c'è un'accettazione di base gravissima, che le bambine nel momento in cui arrivano all'età fertile possano essere vendute, perché questo è il verbo giusto, vendute dal papà, che è il proprietario, come mi hanno raccontato molto spesso le ragazze con cui io ho interloquito e interloquisco ancora molto frequentemente, è lo sposo, il marito, il compagno, e che sostanzialmente da minorenni, spesso accettandolo supinamente, come probabilmente anche in questo caso e come in molti altri, diventano mogli o compagne. Questo è il primo tema, le spose bambine, oltre allo stupro. La seconda questione è più, come dire, sotterranea come problematica, però anche questa l'ho raccontata, l'abbiamo denunciata, qualche volta anche Mario Giordano fuori dal coro l'ha ben raccontato, come anche questa questione delle spose bambine, perché c'è un sistema radicalizzato, in questo caso io la chiamo paramafia bengalese, che ottiene i visti di lavoro che non sono mai pari, anzi sono molto lontani poi dal numero di permessi, di contratti diciamo successivi, no? Che diventano permessi di soggiorno. Pensate che su questo in Italia nel 2025 ci sono state 35.000 persone extracomunitarie che sono arrivati con i visti, ma i contratti di soggiorno e permessi di soggiorno poi sono stati di 14.000 e qualche cosa, cioè meno della metà. Quindi questo è un altro tema. Ma in questo caso, come anche quello che conosco molto bene a Monfalcone, ma io penso anche questo molto diffuso, le famiglie bengalesi ospitano 1 o 2 connazionali, fingendo che questa sia una ospitalità di parentela, di amicizia. In realtà è un racket di affitto in nero e di posti letto e addirittura posti doccia talvolta. Quindi questo stupro gravissimo ha dato la possibilità però a noi di raccontare qual è il grave fenomeno che non soltanto in Italia, questa è una cosa molto diffusa, che però qui abbiamo e che va denunciata, va affrontata, e questa della radicalizzazione va estirpata, a mio avviso, senza che ci siano modalità tolleranti, perché è un'offesa al nostro sistema giuridico, al nostro sistema valoriale, ma anche alle persone proprio, no? Perché la vendita di una ragazza in età fertile non è possibile, non è ammessa, la sottomissione è una cosa inaccettabile, la violenza è un reato ovviamente, ma anche tutta l'accettazione di questo sistema di spose bambine, di come dire, affitti che sono in realtà in nero, che generano un sistema di illegalità diffusa, non possono essere accettati né sottaciuti. Questo è poco ma sicuro. Aggiungerei anche un'altra cosa. C'è il nostro Maurizio, questo nostro ascoltatore, che con amara ironia fa questa osservazione. Allora non era un alpino che l'ha violentata a 17 anni? Ecco, tra l'altro io non vedo queste femministe... Per dire che è incredibile quello che hanno voluto, poi è andata bene per fortuna a Genova, eccetera, ma è incredibile
che io mi sono veramente offesa per gli alpini. Da sindaco durante il Covid, guai se non avessimo avuto gli alpini nella storia, sono stati e saranno un punto di riferimento non soltanto concreto, ma anche di portatori di valori. È incredibile quello che hanno, tra virgolette, dovuto accettare come affronto che è stato portato avanti. Incredibile che si possano dire, anche il sindaco di Genova, dopo si è fatta la foto, ho visto da qualche parte, però in prima battuta in consiglio comunale, insomma, è caduta su una buccia, è scivolata su una buccia di banana davvero gravissima, perché gli alpini sono gli alpini, sono degni di tanto rispetto, di gratitudine, di onore e insomma trovo intollerabile che si mettano in discussione certe situazioni, certi corpi, certe persone proprio. Ecco, mi permetto di ricordare una cosa. 50 anni fa, di questi tempi, a scavare a mani nude tra le macerie del Friuli, oltre ai Bravo. friulani che hanno avuto la dignità e l'onore di rialzarsi in piedi da soli, c'erano pure gli alpini. Mi volevo permettere di osservare questa piccola cosa. E tutte No, le ti volte in cui ringrazio in Italia molto. c'è stato un casino sono sempre intervenuti, altro che stupratori e molestatori. Hai fatto benissimo a ricordare, tra l'altro si è chiuso proprio recentemente con una cerimonia bellissima il periodo delle iniziative per ricordare e ringraziare tutti quelli che hanno lavorato e che hanno consentito la ricostruzione veloce, onesta, seria del Friuli. Il 6 maggio del 76 questa regione, soprattutto la parte appunto del Friuli, è veramente stata in ginocchio per i morti, per le famiglie distrutte, per la distruzione degli immobili, delle case, delle fabbriche, no? Però tutti si sono rimboccati le maniche immediatamente e associazioni, sindaci, protezione civile, commissario Zamberletti, tutti hanno lavorato con le mani, come hai detto tu, in mezzo alle macerie per estrarre le persone ancora vive, per recuperare il recuperabile. E proprio in questi giorni che abbiamo terminato il 6 maggio c'è stato l'ultima cerimonia con il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio Meloni, c'era il Ministro Giorgetti, il Presidente Fedriga, insomma un po' diciamo tutte le istituzioni, no? Ma c'erano gli alpini, c'erano i carabinieri, c'erano tutte le forze armate, le forze dell'ordine che sono state essenziali e incredibilmente vicine. La Chiesa cattolica in quell'occasione veramente è stato un gioco di grande squadra. Prima sono state ricostruite le fabbriche, dopo le case, dopo le chiese, il Friuli è risorto e gli alpini hanno fatto davvero, come hai detto tu, una gran parte. Sicuramente. Un'ultima cosa, tornando alla nostra discussione, perché io non ho visto comunque alte grida delle femministe a proposito di questa vicenda. Stranamente quando succedono queste cose è sempre questione di rispettare le altre culture. Ora vorrebbero pure, i signori dell'Ukoi vorrebbero pure introdurre la festa del Ramadan come festa nazionale e il riconoscimento. Ecco, da Bruxelles come si vede tutto questo? Cosa si può fare? Cosa si sta facendo? Ma intanto devo dirti che le femministe rosse sono queste assenti, cioè in realtà la tutela delle bambine, delle ragazze passa attraverso di noi che combattiamo per la dignità umana, la dignità della persona. Sono sparite perché sono ideologiche, in realtà se ne fregano di queste situazioni e preferiscono su questo tacere gravemente, perché poi quello che succede nel mondo alle donne islamiche lo apprendiamo, ma viene come dire, dalla sinistra in particolare viene dimenticato. Non dimentichiamo l'Afghanistan durante il terremoto di agosto 2025, le donne sotto le macerie urlavano disperate ma non potevano venire recuperate perché non possono essere toccate dall'uomo e i soccorritori sono soltanto maschi. Ci sono delle situazioni in Afghanistan che sono davvero superano il diritto umano, come anche in Iran. Ci sono 380 milioni di cristiani perseguitati nel mondo di cui nessuno parla, quindi la situazione è questa e la rappresentiamo a Bruxelles moltissime volte. Come hai detto bene tu, l'Ukoi
Unione delle Comunità Islamiche in Italia, oltre a non presentare, io li sfido sempre ma non rispondono, oltre a non presentare il loro bilancio, vorremmo sapere da dove gli arrivano i soldi, anzi lo sappiamo e forse per questo loro non lo denunciano, non lo pubblicano. L'Unione delle Comunità Islamiche il 1° maggio, anziché dire vogliamo lottare per il lavoro, per la sicurezza sul lavoro, perché i giovani abbiano, no, che cosa hanno fatto? Un bel manifesto e hanno detto noi vogliamo che Ramadan e festa del sacrificio diventi una festa comandata, in più, incredibile, in più. Loro hanno anche spiegato che pretendono il venerdì di avere dei permessi retribuiti per la preghiera. Ecco, questo oggi è il sistema che la sinistra oggi, che è vicina ai partiti islamici, ci prospetta per il futuro. Ecco, è proprio questo il problema. E tra l'altro, voglio dire, mi sembra abbastanza evidente che qui si vada configurando sempre più un voto, come potremmo dire, un voto etnico, sulla base semplicemente dell'appartenenza a una determinata religione. Quanto rischia la democrazia, soprattutto come la democrazia fabbrica gli anticorpi? Perché mi sembra che l'italiano medio non si stia rendendo conto di questa cosa. Purtroppo se ne rende conto pochissimo. Io lo spiego nel mio libro La minaccia di Allah molto bene anche rispetto a tutta la questione dell'Islam politico, no? Perché ci sono dei paesi in Europa che altro ambiente che è inginocchiato, senza come dire, appassionarsi purtroppo a ciò che è stato, a ciò che è alle proprie radici, no? Ma invece lasciando con il ventre molle proprio una apertura per la sottomissione anche più generale della nostra società. Però il vero tema è l'Islam politico e lo dimostrano molto bene non soltanto la Francia e il Belgio, dove ci sono delle questioni che ormai sono all'attenzione dei gabinetti dei ministri, no? O in questo caso per la Francia l'intelligence l'ha detto direttamente a Macron, attenzione, allarme rosso, Sharia e Islam politico. Ma in Italia ormai siamo con, purtroppo la situazione è andata molto avanti, abbiamo un bel baratro a breve, perché ormai l'Islam è una realtà, i candidati lo dicono senza neanche paura di essere smentiti, fanno i volantini in arabo, in bengalese, ci mettono la bandiera Italia e Bangladesh, quello di Venezia ad esempio. Io invito tutti i veneziani e i mestrini e i residenti a Marghera ad andare a votare per la Lega, che è l'unico oggi argine proprio a ciò che anche lì stanno facendo, perché senza pudore sui volantini scrivono e noi portiamo, non in italiano, rigorosamente in questo caso in bengalese, noi vogliamo portare Allah in comune, vogliamo fare le moschee, vogliamo legalizzare le moschee, lì ce ne sono 14 irregolari, vogliamo fare i cimiteri islamici, vogliamo normalizzare tutta la vicenda delle donne con il velo, che è giusto che abbiano il velo integrale, che abbiano il velo. Questa è la realtà, quindi quell'inserimento dell'Islam nel tessuto sociale ormai è avvenuto e sta portando i loro risultati per far sì che entrando dalla porta principale nelle istituzioni poi l'Islam possa diventare quello che è, cioè teocrazia che sposta la democrazia. Questo è l'obiettivo finale. E mi sembra che stiano cercando di perseguirlo non poco. Ribadiamo anche il concetto che quanto stiamo dicendo non riguarda tutto l'Islam. Ci sono tanti cittadini di religione islamica che lavorano, pagano le tasse e non hanno assolutamente nessuno di questi desideri. In tutto questo però mi sembra che l'Europa sia molto assente. Sì, no, più che assente è accondiscendente l'Europa, perché ecco, peggio i ancora. radicalizzati, a cui io mi riferisco ovviamente sempre, no? Perché purtroppo quando parliamo di Islam dobbiamo sempre dire Islam radicalizzato, che ha come obiettivo la Sharia e l'Islam politico, e il Corano è sostanzialmente per i radicalizzati che lo come dire, portano avanti, incompatibile con i valori della nostra Costituzione, no? L'Europa purtroppo appunto è accondiscendente, i soldi che ha dato e che continua a dare e che noi facciamo notare molte volte, l'Unione Europea, non l'Europa diciamo, è più corretto dire,
e per anche delle associazioni che sono integraliste che poi ti combinano degli scherzetti non da poco in giro per i Paesi membri, no? Ecco, quindi l'Europa ha perso la bussola, l'Unione Europea ha perso la bussola. Noi stiamo lavorando tantissimo per fargliela recuperare. È chiaro che non è così banale, semplice, scontato riuscirci, perché i passi che hanno fatto in avanti da questo punto di vista in questi 10 anni, se ci pensate, a Bruxelles quest'anno il presepe aveva, non c'era il bue, c'era solo l'asinello, ma soprattutto c'era Maria senza volto, Giuseppe senza volto, insomma, no? Ecco, c'è quelle modalità walk per per arrivare a una globalizzazione che è anche, come dire, ha come obiettivo anche quello lì, no? Cioè quello di riuscire a essere tutti uguali e perdere le nostre radici a cui noi teniamo, alcuni di noi molto, molti altri molto poco, ma che invece trovano nell'Islam e nel percorso che stanno facendo una determinazione di obiettivo incredibile, una determinazione di risultato, di sostituzione di governo enorme, incredibile. Per concludere, che cosa farà domani? Domani sono a Venezia, a proposito di Venezia. Domani siamo a Venezia per parlare con i mestrini, con i veneziani. I problemi sono tanti, logicamente, noi siamo a disposizione, stiamo raccontando un po' quello che è il futuro, anche le tante cose fatte, ma il futuro anche che intendiamo portare avanti, e quindi alla mattina saremo a Venezia Mestre. Ecco, per finire la nostra Carlina scrive: qui nel Varesotto succede che molti islamici hanno in casa diverse donne, di cui una figura come moglie e le altre come sorelle della moglie e del marito, e se giovani come figlie. Ma i nostri cittadini che abitano vicino a loro e alcuni vigili che vanno a fare i controlli per le residenze hanno il fondato sospetto che si tratti di poligamia mascherata. Onorevole, le risulta anche a Monfalcone? Ma guardi, io adesso giro molto, oltre Monfalcone vedo ovviamente molte realtà, loro agiscono in questo modo. Intanto le spose bambine sono già un reato, perché qui non è previsto, e quindi si organizzano. E la stessa cosa verrà fatta anche per la poligamia, che per loro è una cosa normale, voglio dire, avere più mogli, e quindi chiaramente se ci sono delle realtà bisogna denunciarle, sono molto difficili da verificare, proprio perché devo dire hanno una modalità omertosa, e quindi è difficile riuscire a scoprire, come ha detto lei, la sorella della moglie, la sorella dello zio, hanno nomi tutti uguali. Guardi, veramente ci siamo infilati in una situazione non semplice. Io ho la coscienza pulita, perché sono 10 anni che lo dico, che lo propongo, che racconto, che spiego, che prendo minacce per questo, no? Ecco, adesso quando capita sotto casa se ne accorgono in tanti, ma il tempo è passato e dobbiamo bloccare sta sinistra che invece ormai è diventato il partito islamico per eccellenza. Fintanto che non avranno i numeri per fare il loro partito, come hanno fatto a Monfalcone, a Roma, Muro 27, faranno a Torino, a Venezia, sono entrati nel PD, noi dobbiamo essere forti, coraggiosi e uniti per guardare al domani, perché altrimenti la poligamia, le spose bambine, la sottomissione, il velo integrale, l'Islam politico che ci vuole, che vuole eliminare la democrazia, sarà una realtà purtroppo non troppo in là con gli anni. E meglio non si poteva dire. Grazie onorevole, al piacere di risentirci presto. E a tutti gli ascoltatori, grazie ancora. Grazie ancora. E allora io voglio ringraziare ancora una volta Anna Maria Cisinte per il suo tempo e per la sua disponibilità. Ringrazio anche voi che avete voluto scrivere e intervenire. Apriamo brevemente il telefono 0292947222 se volete essere dei nostri.
Sono le 18, 56 minuti e 5 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Intanto vi do qualche aggiornamento dalle agenzie. Allora, il giallo di Piacenza, trovate più lettere della donna scomparsa con i figli, si pensa al suicidio, lo conferma la procura, è un momento delicato, serve riservo. Lavoro, l'Electrolux dimezza la produzione, annunciati 1700 esuberi, scrive ancora l'ANSA, i sindacati, sciopero nazionale. Il colloquio, il ministro Giulio un'ora a Palazzo Chigi, la Meloni ribadisce il suo sostegno. Tennis, al Foro Italico, Sinner batte Poprin 6-2-6-0 e vola agli ottavi. Ancora, sparite 2 cinture di Raffaella Carrà dalla mostra nelle Marche, indagini in corso a San Benedetto del Tronto, i collezionisti sono la storia della TV. A parte il fatto che si tratta di rubare a una morta, ma non vi fate schifo, veramente. Vienna, Zenith con Boy George sul red carpet dell'Eurovision, abbiamo in programma un remix di Superstar e poi andiamo a dare anche un'occhiatina alla BBC, vediamo che cosa sta succedendo nel mondo a quest'ora, ma abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Uela! Come stai? Sotto l'acqua, perché qui a Mantova sta piovendo. Senti, io non ho qua il boccione perché arrivano domani i 2 boccioni, ma sta arrivando l'olio della miscela. Ok, allora purtroppo io l'intervista della Cisin non l'ho sentita per intero, quindi io ti faccio una domanda che avrei fatto alla Cisin, se poi è stata fatta da te, perdonami. Allora, a parte che non soltanto a sinistra guardano con benevolenza all'Islam, perché anche in una parte del centrodestra guardano all'Islam con tolleranza, facendo finta di niente. Però la domanda da porre alla Cisint sarebbe stata questa. Ora questa ragazza di 17 anni, che è stata violentata, che ne sarà di lei? Perché quando queste ragazze, queste donne vengono violentate, molto spesso vengono ripudiate dal marito. E la bambina o il bambino che ha, che fine faranno queste 2 persone? Perché l'Islam non perdona su queste cose. Ti saluto Antonino, grazie. Bella domanda, questa è da vedere. Naturalmente però, siccome siamo in Italia in qualche modo... Chi è? Ecco, in qualche modo in Italia c'è un'assistenza, bene o male, per le madri con i figli. Pensate invece a Nessi Guerra. Nessi Guerra, sapete chi è? È quella ragazza di Sanremo che si è sposata con un egiziano, che è andata a vivere in Egitto e che è stata condannata per adulterio a 2 anni ai lavori forzati, signore e signori. Ecco, tra l'altro il gentile marito, di questo ne parleremo poi domani con Laura Ravetto nell'altra metà della radio, la nostra rassegna stampa al femminile, il gentile marito, riferiva il Corriere della Sera di stamattina, le ha detto: se ti sottometti io ti perdono e quindi a lavorare, a fare i lavori forzati non ci vai. Io non ho altro da aggiungere, o meglio, potrei dire molte cose, ma francamente non ho voglia di abbandonarmi al turpiloquio. Sono le 18, 59 minuti e 50 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Noi ce ne andiamo in pausa e poi ci sentiamo un pezzo di Lalo Schifrin, Mission Impossible del 1967. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Grazie Andrea, le 19, 2 minuti e 55 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Avete appena ascoltato Lalo Schifrin, Mission Impossible 1967, e questo ci porta al secondo faccia a faccia di questa sera. Qual è la missione impossibile? Avrete saputo di questa rivelazione nella stampa americana sul fatto che Israele avrebbe costruito addirittura una base con tanto di pista d'atterraggio e tutti i servizi nel cuore del deserto iracheno, e se ne sarebbe servita nel corso della guerra contro l'Iran. Ora, a che punto è questa guerra, visto e considerato che oggi Trump ha detto di non essere assolutamente contento del fatto che la proposta iraniana non tenga conto appunto del tema del nucleare e così via? La situazione si sta facendo ancora una volta abbastanza tesa. Per cercare di fare il punto della situazione ne abbiamo parlato con uno che conosce molto molto bene il Medio Oriente. Chi è? È il nostro amico e soprattutto collega Giancarlo Gioielli, che io voglio ringraziare per questa lunga conversazione, ma che ci aiuta a fare un po' il punto della situazione e a guardare anche a quello che potrebbe succedere nelle prossime ore. Io vi lascio a questa nostra chiacchierata, ci saluteremo poi con Giacomo Puccini, l'intermezzo della Manon Lescaut, eseguito dai Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan nel 1968, pezzo che fu eseguito nel 1946, 80 anni fa, con la direzione di Arturo Toscanini, per riaprire il resuscitato Teatro della Scala. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. E allora il mio ospite di questa sera è un graditissimo ritorno, perché è un profondo conoscitore del Medio Oriente e soprattutto è un collega con ampia esperienza, è Giancarlo Gioielli. Lo ringrazio ancora una volta per la cortesia e per la disponibilità. Giancarlo, allora qui mi pare che la situazione per quanto riguarda Israele è che dopo i cercapersone che sono esplosi, questa storia della base segreta in mezzo al deserto iracheno, altra vicenda veramente che nemmeno nei film di 007, e poi c'è quest'altro punto molto chiaro. Mi pare che qui l'Iran stia giocando a prendere in giro Trump, avanzando delle proposte che sono ampiamente irricevibili, perché loro si vedono e si percepiscono come i vincitori della guerra. Cioè, questi dettano delle proposte tipo controllare Hormuz, farsi dare delle riparazioni di guerra, per il nucleare ne parleremo poi, perché l'uranio potremmo diluirlo, potremmo darlo a un terzo paese, però se lo diamo a un paese terzo e fallisce la mediazione ce lo riprendiamo. Mi sembrano delle prese in giro totali. E in tutto questo ieri Bibi Netanyahu, che va a 60 Minutes, che è uno dei più famosi talk show della CBS in America, e a 60 Minutes dice: guardate che io, a parte il fatto che Trump mi ha sempre detto fin dal nostro primo incontro che l'Iran non avrebbe mai e poi mai dovuto avere la bomba atomica, ma mi ha anche detto che lui è pronto ad andarsi a pigliare questo benedetto, si fa per dire benedetto, uranio arricchito. Allora Giancarlo, tu dal tuo osservatorio in quel della Terra Santa cosa annusi? Intanto grazie ancora del tuo tempo. Guarda, la situazione mi sembra sostanzialmente abbastanza confusa e piena di fake news e di narrazioni che si intrecciano ognuno dal suo punto di vista, riprese poi in Occidente anche da altri punti di vista che secondo me, per dirla francamente, sono inquinati da visioni, diciamo così, molto parziali sì, e anche, come dire, condizionate da situazioni politiche locali. Per dirla tutta, in Italia si attacca o non si attacca il governo,
a seconda di quello che conviene, a seconda di quello che si può dire. Un giorno è brava la Meloni perché li ha cantate, tra virgolette, a Trump quando ha attaccato il Papa, però nello stesso momento si dice tu Meloni sei sempre sottona, succube di Trump, scusate la parola che uso poco elegante, ma è stata espressa anche in Parlamento, cioè voglio dire una visione della situazione che è sempre distorta e anche un po' come dire povera, ecco, per non usare un termine più forte, piegata agli interessi di parte e di interessi politici locali. Il che è, vabbè, legittimo e normale che accade dappertutto, non solo in Italia, e però diciamocela tutta, di fronte a questo la visione che si ha di una situazione globale che è francamente molto grave e molto preoccupante diventa meschina quando poi viene piegata ad interessi momentanei di parte e anche molto piccoli, per essere chiari. Ecco, detto tutto questo, sicuramente l'intervista che ieri ha fatto Netanyahu è molto interessante, perché a 60 Minutes, che è il programma più popolare e come dire, programma storico della televisione americana, di cui viene pubblicato peraltro, basta cercarlo su internet, anche la trascrizione integrale per chi non ha avuto modo e tempo di vederlo. Netanyahu ha detto diverse cose. Prima di tutto ha anche concesso che di portare delle responsabilità per quanto riguarda il 7 ottobre, ma ha aggiunto che queste vanno condivise, ha detto proprio everyone, tutti portano un po' di responsabilità per quanto è accaduto il 7 ottobre, però dice anche inutile continuare a guardare a prima del 7 ottobre, gli errori che sono stati fatti, ma guardiamo quello che è successo dopo. Alla domanda si sono dimessi parecchi responsabili, vertici militari e dell'intelligence perché non si dimette lei, lui risponde un attimo, molti si sono dimessi perché il loro mandato scadeva, qualcun altro perché ha ammesso delle responsabilità specifiche, io come dire sono il presidente, ha detto proprio, tra tutti quelli che sono diciamo così, il governante di Israele, fra tutti quelli che si sono succeduti in tutto questo periodo e anche quello tra l'altro che ha governato di più, comunque che si è più contenuto e che più si è assunto responsabilità e più come dire ha portato le conseguenze di quanto stava accadendo, cercando di minimizzare i danni per il paese e di rendere Israele più sicuro. Questa è la difesa ovviamente che fa Netanyahu, ma ha aggiunto ovviamente che questa difesa, e questo è il punto chiave, non può prescindere dall'alleanza e dal rapporto con gli Stati Uniti e con Trump. E qui arriviamo al punto, perché sulla guerra in Iran Netanyahu non parla tanto parla anche, ma non guarda soltanto allo stretto di Hormuz, ma guarda quello che considera il pericolo vero, che è l'atomica iraniana. Si torna sempre a questo punto, che è anche il punto su cui poi tutte le trattative, le tregue, le discussioni vanno ad arenarsi, perché è vero che la tregua non ha portato all'apertura se tregua c'è stata, perché poi si è continuato a sparare, a lanciare missili, razzi, eccetera, eccetera. Prima non ha portato alla riapertura dello stretto di Hormuz e la crisi energetica a livello mondiale continua ad essere all'orizzonte, continua ad essere un problema reale che si sta aggravando sempre di più. Lo dicono le borse, lo si vede in ogni momento. E secondo punto il problema della questione del nucleare. Netanyahu l'ha detto senza tanti giri di parole, come hai sottolineato tu, o si fa un accordo e l'Iran consegna questo nucleare arricchito che ormai è al 60%, quindi chiaramente non per scopi civili, ha chiaramente uno scopo militare, bellico, di difesa o di attacco, ma è un po' difficile pensare che una bomba atomica sia uno strumento, un'arma di difesa, quindi o lo consegna tramite un terzo paese che potrebbe proporsi, il Pakistan continua a proporsi come mediatore, oppure, e qui è andato giù molto chiaro, ce lo andiamo a prendere. Alla domanda, ma andate a prendere voi, andate a prendere con gli Stati Uniti, lui ha risposto, io come dire giro intorno a questa frase, lasciatemela evitare perché non è che vado a parlare
di questioni militari. L'intervistatore ha insistito, ma voi o l'America o voi due insieme, ha risposto guardi, può chiedermelo 2, 3, 4 volte finché le pare, io qui non ne rivelo le nostre strategie militari. Sottotesto, una strategia militare c'è, o non vuol dirla o non c'è, o non vuol dirla e c'è o non sa quale sia. Ho l'impressione comunque che un piano B e un piano C comunque lo stiano pensando. Piano B e piano C che poi magari si va a nascondere dietro le continue sparate di Trump, i continui rinvii di tregua, di cessate il fuoco, che come ripeto, cessate il fuoco poi non sono, comunque non sono fino a un certo punto, e però comunque in quella direzione portano. Le conseguenze, cosa sta succedendo durante... Ecco, e poi l'altro punto è che l'Iran continua a negare sostanzialmente la possibilità di una, non diciamo una pace, comunque di un accordo di tregua duraturo e reale a 3 condizioni. La questione dell'Iran, dell'uranio, cioè lasciaci fare quello che vogliamo, lo concordiamo, ma comunque siamo noi a gestirli perché siamo poi del sovrano. L'America tolga le restrizioni ad Hormuz, le toglieremo anche noi. Terzo, l'Iran continua a legare tutto questo alla questione libanese e sostanzialmente dice lasciate che Hezbollah possa continuare a controllare il Libano del Sud. In questo si inserisce il premier, il presidente libanese, il quale chiede aiuto per poter disarmare Hezbollah, perché con l'esercito da solo non ce la fa, ed Hezbollah rappresenta comunque una minaccia costante nei confronti di Israele. Lo si vede quello che è accaduto anche oggi. L'IDF, l'esercito israeliano, ha comunicato che secondo le fonti di intelligence, e qui si torna al discorso di prima, di quanto Israele può controllare quanto avviene al di fuori della sua stretta area di controllo, dice che ci sono almeno 100 persone addestrate a guidare droni specifici per colpire il nord di Israele. 10 di questi comandanti, diciamo così, di unità munite di droni sono stati eliminati, che vuol dire che ne restano altri 90, cioè comunque che Hezbollah è un pericolo, e dice che questi sono stati addestrati durante la, tra virgolette, tregua. E questo si capisce a cosa servono le tregue, perché se per l'Iran la tregua ha voluto dire anche la possibilità di riorganizzarsi, di riarmarsi, e la stessa cosa è avvenuta per Hezbollah. Israele bombarda, colpisce, ha fatto centinaia di morti anche durante la tregua. Hezbollah attacca, lancia droni e sta perforando e continua a perforare anche le difese israeliane. Questo è l'altro dato, non solo Iron Dome, non solo Arrow, cioè i vari sistemi di difesa israeliani che pure sono efficienti, ma non lo sono mai al 100%, e la possibilità di attaccare con i droni c'è, continua ed è sempre più massiccia, e qui Israele teme di dover evacuare il nord, di tornare alla situazione di 2 anni fa, quando andarono via più di 100.000 persone dal nord di Israele, mentre dall'altra parte in Libano ci sono più di 1 milione di rifugiati che vanno al nord, e che mette l'intero paese in una situazione, Libano a 5 milioni di abitanti, in una situazione estremamente grave. Con qui il quadro purtroppo va sempre visto nel suo complesso, la questione siriana, quindi i rifugiati siriani che erano scappati in Libano per sfuggire ad Assad, che ora vorrebbero tornare in Siria, ma dalla Siria in Siria non riescono ad arrivare, altri che dalla Siria cercano di andare in Libano. Insomma, la situazione è estremamente complessa. Israele teme sempre di più per la sua sicurezza. Su questo si inserisce la questione anche degli Emirati Arabi, che sono stati attaccati pesantemente dall'Iran, e chiedono all'America di porre fine a questa minaccia. Gli Emirati sono una forza storico dell'America, l'afflusso del petrolio anche se si aprisse lo stretto e si liberasse lo stretto di Hormuz. Insomma, siamo in una situazione estremamente precaria, sia dal punto di vista della guerra,
sia dal punto di vista dei rifornimenti energetici, dove Israele è sicuramente un punto centrale, come lo è l'America, come lo è l'Iran, ma adesso c'è anche tutta la questione dei paesi arabi che cominciano ad essere in rotta fra di loro. E qui si sta ridisegnando, diciamo così, un modello di alleanze e di rapporti che era impensabile anche soltanto fino ad un anno fa. Ecco, questo è un altro aspetto della vicenda, perché da un lato è evidente che le petromonarchie del Golfo ormai non si fanno più problemi a dire noi allacciamo rapporti con Israele, noi addirittura abbiamo dei voli con Israele, gli Emirati Arabi Uniti, se non sbaglio, non si fanno più di questi problemi, anzi. Assolutamente. Ecco, I voli sono regolari, ho preso anch'io ultimamente tra Dubai e Tel Aviv, ma anche con l'Arabia Saudita i voli funzionano senza problemi, certo. E dall'altro lato però Turchia e Qatar ancora... E questo è l'altro punto. Quindi qui si è creato un nuovo scenario. Da un lato è sconvolgente perché vedere il Golfo Persico che si allea con Israele è sempre più voglia di patti di Abramo, sempre più voglia di fare business e vivere in pace. Dall'altro lato Erdogan che cosa vuole? Ecco, questo è l'elemento che non ho toccato prima, perché allarga in maniera enorme la questione, perché Erdogan ha riallacciato i rapporti con la Russia a sua volta, come dire, non è certamente in una situazione di pace con l'Ucraina, e siamo oltre il quarto anno di guerra. Ricordiamo che le guerre mondiali sono durate 4 anni, qui è una guerra che sta durando da 4 anni, non è sicuramente una guerra leggera, al punto tale che Putin ha chiesto a Trump di intervenire con l'Ucraina perché non ci fossero attacchi e ci fosse un periodo di qualche giorno di tregua durante i festeggiamenti per la vittoria della seconda guerra mondiale, la parata degli immortali che si svolge a Mosca. Chiaramente Putin, se chiede questo, vuol dire che ha paura che l'Ucraina possa arrivare fino a Mosca con i suoi attacchi aerei, con i droni, eccetera, che vuol dire che non si sente affatto al sicuro. Cioè qui abbiamo due sultani, passatemi la parola. Dall'altro Erdogan, che ha in mano le redini di una situazione in cui sa che può giocare un ruolo importante, perché oltre ai rapporti che tiene con il Qatar, che non avrà un grande esercito ma ha una grandissima disponibilità economica, la Turchia ha uno degli eserciti più potenti e più forti del mondo, che finora non è intervenuto se non fornendo da una parte e dall'altra armi, droni e sistemi di puntamento. Dall'altro però potrebbe intervenire, cioè Erdogan tiene le redini di quella che è una potenza regionale, ma come dire, su una regione molto ampia, che va che insiste, non dimentichiamocelo, tanto sull'Europa del sud-est, insomma dai Balcani in giù, che è lo storico impero ottomano. Lui tiene le redini di questa situazione, tiene le redini culturali anche del mondo sunnita, vuole tenere questo, pur non essendo un paese arabo, comunque ha questa ambizione, che era l'ambizione dell'impero ottomano sostanzialmente. Il sultano a questo punto non è più una battuta, ma è una definizione che ben calza nella situazione geopolitica. Dall'altro, nel tenere questo, guarda anche alla Russia, che qui la storia qualcosa insegna, certamente ha combattuto con l'impero ottomano, che ora invece rischia di diventare anche un'alleata del nuovo sultano. Russia, che ha invece tra virgolette sultano che sì è forte, comunque dispone di una forza militare potente, che sta continuando ad attaccare l'Ucraina, ma quella situazione, quell'operazione militare che è speciale, che doveva concludersi in poco tempo, dopo 4 anni è ancora al punto di partenza sostanzialmente. È vero che la Russia occupa una percentuale pari al 15-20% del territorio ucraino, ma più in là non riesce ad andare, e comunque è il territorio tra virgolette russofono, e che quindi da sempre
su cui sempre la Russia aveva delle pretese. Certamente la spallata finale non riesce a darla, e questa situazione, diciamo così, di attesa in qualche modo sta premiando Zelensky, che intanto sta incassando comunque rapporti internazionali come dire, più forti, che si stanno comunque rafforzando anche da parte dell'Unione Europea. L'Unione Europea a questo punto, che è chiamata in causa, è assente, perché qui stanno giocando, abbiamo parlato di Stati Uniti, di Israele, di Iran, di Turchia, di Russia, di Ucraina, e l'Europa in questo momento è comunque ancora divisa, dice noi possiamo intervenire su Hormuz quando avrete fatto la pace, quando avrete fatto la tregua, cioè dopo, dopo però va bene, ok, togliamo le mine, però intanto Hormuz qualcun altro lo deve riaprire, e di quel petrolio abbiamo bisogno. Quindi sicuramente ha toccato un punto molto interessante, che è il ruolo che la Turchia sta giocando, per il momento non così apertamente, ma che potrebbe diventare determinante nei prossimi mesi. E infine c'è anche la questione del Pakistan, cioè si sta allargando tutto un'area, un territorio del mondo che in fondo non era mai stato considerato dopo Yalta, fino alla caduta del muro di Berlino. Si guardava all'est e all'ovest, ma quando si parlava di est ci si fermava, diciamo così, ai Balcani, e invece adesso come dire, il discorso arriva la questione arriva fino al Pakistan, e poi all'India, che è diventato il paese più popoloso al mondo, India che dispone come il Pakistan di bombe atomiche. Cioè in tutto questo non esiste come era esistito prima a Yalta qualcuno che dia le carte o che possa mettersi d'accordo, come furono Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica, ma diversi attori, ognuno dei quali gioca la sua parte, e alleanze che vanno a geometria variabile, anche all'interno del mondo, soprattutto all'interno del mondo arabo, e non solo nel mondo islamico, sia sunnita che sciita. Aggiungerei due cose, purtroppo sto allargando il discorso, ma è inevitabile, che sono due segnali che mi sono arrivati su varie chat internazionali che ho visto poco fa, che sono da un lato la questione delle minoranze che sono in Iran, Beluci, Azeri, Awasi, i quali hanno lanciato proprio 2 giorni fa un appello, soprattutto i Beluci, chiedendo un'alleanza con il supporto dell'Europa e degli Stati Uniti per poter attaccare direttamente il regime iraniano, coinvolgendo anche i curdi, che ovviamente mette una grande preoccupazione alla Turchia, che vede nei curdi uno dei principali nemici. Se questa alleanza si realizzasse, non credo che sia alle viste così immediata, ma se si realizzasse, questa alleanza coinvolgerebbe più della metà della popolazione iraniana, che abita, sto parlando dei Belushi, degli Awasi e degli Azeri, nelle zone tra l'altro cruciali dell'Iran, cioè lungo le coste, e quindi da dove passano le rotte petrolifere, e nelle zone dove c'è le maggiori risorse energetiche e minerarie iraniane, che al momento sono controllate con mano di ferro dai Pasdaran, che ormai hanno preso totalmente il potere rispetto agli Ayatollah dopo la morte di Khamenei, padre. Certamente in questo momento un'alleanza di questo tipo è osteggiata anche da Trump, che ha detto noi abbiamo dato i fucili ai curdi, però i curdi non li hanno dati alla popolazione iraniana. Si capisce che dietro tutto questo c'è anche la delusione di Trump, che era convinto che l'Iran fosse sul punto il regime iraniano fosse sul punto di cadere, e cosa che non è avvenuta e non si sa se è alle viste. Però comunque c'è questa componente delle tra virgolette minoranze che unite sarebbero la maggioranza, il che potrebbe cambiare completamente gli equilibri all'interno dell'Iran. C'è la zona dell'Iraq dove, come dicevi, le basi segrete agiscono diverse formazioni, diverse milizie, diversi gruppi e diverse basi che vanno dagli americani agli israeliani
ai filo-iraniani, alle milizie filo-iraniane, delle quali abbiamo poche o scarse notizie, ma comunque ci sono in un punto strategico. E infine, questo va detto, c'è la questione di un allargamento dei conflitti che rischia di coinvolgere anche l'Africa. Ne avevamo parlato, cosa era stato qualche settimana fa, di quanto l'ISIS ormai stia sempre di più controllando l'Africa subsahariana, e soprattutto nella zona tra il Mali e il Chad. Nessun organo di stampa internazionale ha ripreso più di tanto questa notizia, è come la notizia della diffusione di un video diffuso dall'ISIS in questa zona, e guarda caso però l'ha ripreso il Papa ieri, che ha parlato proprio del Mali e del Chad come delle zone che più in questo momento, una delle zone che più in questo momento lo preoccupa. Senti, in tutto questo Karim Khan, il procuratore generale della Corte Penale Internazionale, dice che non ci sono elementi per suffragare l'ipotesi di genocidio a Gaza. Ecco, ora chi lo spiega al Propal Medio? Questo è come si dice, Gaza è la grande dimenticata in tutto questo. Allora, il genocidio presuppone come base il fatto che ci sia la volontà di sterminare un popolo in quanto tale. Israele può essere accusato di crimini di guerra, di avere avuto una risposta sproporzionata rispetto all'attacco subito. Su questo si può discutere. Sicuramente non ho mai avuto la sensazione che Israele volesse attaccare i palestinesi in quanto palestinesi, anzi incitava i palestinesi a ribellarsi al controllo da parte di Hamas, e la stessa autorità nazionale palestinese ha sempre detto che Hamas era un pericolo anche e soprattutto per i palestinesi. Quindi parlare di genocidio, a mio giudizio, non ha le basi rispetto a ciò che viene definito genocidio a livello internazionale. Poi si può chiamare come si vuole, si può condannare, si può dire che Israele si è difeso, la famosa difesa preventiva, che vuol dire un attacco per difendersi, eccetera. E sicuramente bisognerebbe spiegarlo al Propal, ma il Propal Medio, e qui non vorrei essere polemico, ma è un po' come la storia della flottiglia. Ok, organizzi una flottiglia, organizzi 100-200 barche per finire dove? In Grecia, per portare aiuti che sono assolutamente inutili rispetto ai bisogni reali della popolazione, per consegnarli a chi non si capisce bene, ad Hamas, che li distribuirà alla gente. Hamas che fino a questo momento ha come dire, sequestrato gli aiuti che avevano per poi rivenderli, e ha usato comunque le disponibilità che aveva per ricostruire le armi, che comunque in qualche modo lo smuggling, il contrabbando di armi è continuato. E questo è il punto vero. Diciamo che poi la prima flottiglia, l'aveva detto il cardinale Pizzaballa, ok, datele a noi, e la Caritas internazionale e Pro Terra Santa hanno il modo per farle entrare a Gaza, questo è vero. Non è stato così. Cosa c'era sulle navi della prima flottiglia, gli aiuti, cibi e medicine, non si è mai saputo, non si è mai visto, e non sono mai arrivati. Su questa seconda flottiglia non ho capito bene cosa ci fosse che potesse essere utile alla popolazione. Sicuramente anche questi c'è stato un grande rumore sui media, diciamo così, più italiani, e qualcuno europeo che è lì, che è in Israele e soprattutto nelle zone palestinesi. Ecco, diciamo così, girando per la Cisgiordania, della flottiglia francamente non si parlava per niente, né si aveva né notizie né come dire, viste come possibilità di aiuti che potessero arrivare. Questo zero, soprattutto considerando poi le persone che erano su questa alla guida, diciamo così, di questa, tra virgolette, spedizione, delle quali nessuno aveva grandi notizie, o le notizie che si avevano ma non erano così come dire, rassicuranti, ecco, per uno di chi ha bisogno veramente di aiuto e che deve dare da mangiare ai suoi figli. Peraltro nessuno parla delle
delle persone che potrebbero uscire da casa, per le quali c'è permesso, eccetera, eccetera, sia con permessi di studio, sia per essere curati. Comunque più di 100 bambini sono stati portati in Italia. L'Italia è il paese che più ha accolto bambini e li sta curando. Ecco, forse varrebbe la pena di insistere su questo punto per assicurare corridoi umanitari, corridoi per far uscire le persone che hanno veramente bambini, persone anziane, persone comunque malate che hanno bisogno di cure. Si preferisce lasciare Gaza divisa in due parti, una parte controllata da Israele a ferro di cavallo, una parte dove continua a regnare Hamas, che si sta organizzando per una resistenza, non è chiaro con quale obiettivo finale reale, se non quello di continuare ad essere una minaccia per Israele. Senti, in tutto questo però c'è da dire una cosa: il nodo fondamentale è sempre quello, la sopravvivenza del regime iraniano. Sì. Mi pare che qui ancora una volta si stia applicando quello che Kissinger ha descritto nel suo libro Ordine Mondiale. Cioè l'Iran cerca di menare il camperlaio e di ottenere qualcosina in più, sempre un passettino in più, con un accordo, con un inguacchio, con qualsiasi compromesso possibile, però fare quel passettino in più senza deflettere dal proprio piano, che è quello di dotarsi dell'arma atomica. Allora la domanda è: questo regime sarà abbattuto oppure no? Oppure ancora una volta vedremo che a un certo punto Trump dirà vabbè, abbiamo vinto la guerra, la chiudiamo qua? Cosa ci dobbiamo aspettare? Guarda, io ho l'impressione che in realtà sia già avvenuto qualcosa, e questo qualcosa è un cambio di regime, ma non nel senso di un regime degli ayatollah che è stato sostituito da un regime laico, aperto, dialogante nei confronti del mondo, un Bani Sadr, quello che era succeduto allo Shah prima che poi invece Ayatollah Khomeini eccetera prendessero il potere, la teocrazia iraniana. E io ho l'impressione che Khamenei, che il regime degli Ayatollah sia molto indebolito, ecco, se non finito, ma resti come facciata, come scudo, bandiera, ma che in realtà in Iran in questo momento comandino le forze militari, i Pasdaran, e quindi più duri da ogni punto di vista, che usano della questione religiosa come di una bandiera. Qui mi rifaccio ancora il discorso che ha fatto il Papa ieri, quando dice nessuno usi Dio per i suoi scopi militari, economici, eccetera. Qui sicuramente la teocrazia iraniana in questo momento è in realtà un regime di guardie armate della rivoluzione che stanno usando la religione come strumento di controllo. Già da prima lo era, ma prima ho l'impressione che fosse proprio una volontà religiosa di imporre uno Stato teocratico, eccetera, eccetera. E qui è viceversa, cioè lo Stato teocratico che è funzionale al governo da parte di questa forza, di questa potenza militare, insomma, che ha visto cadere i suoi leader come Soleimani, eccetera, ma in realtà continua a tenere le redini del potere. E certamente a questo punto ragiona più che in termini religiosi, sta ragionando in termini militari. E qui si torna al discorso della bomba atomica, cioè sta cercando di preservare la questione della possibilità di avere armi che la mettano nel club, diciamo così, delle potenze con le quali è meglio trattare che fare la guerra. Beh certo, una volta che si dota dell'arma atomica a quel punto diventa intoccabile, ma io credo che Israele non permetterà una cosa del genere anche in eventuale autonomia dagli americani, o no? Credo che questo sia il punto, cioè Israele ha come il punto di Israele è sempre quello, la possibilità di sopravvivere. Quindi Israele non è un paese per definizione colonialista, imperialista, per il semplice motivo che il paese è definito
dalla legge che è stata approvata nel 2018, lo stato degli ebrei nel mondo. Siccome gli ebrei sono un numero, cioè, non è che Israele può o vuole costruire un impero ebraico, perché Sì, questo lo diciamo anche per quelli con la storia della grande Israele, di Israele che vuole prendersi tutto. Ecco, la grande Israele corrisponde, diciamo così, anche nella visione più, tra virgolette, ultrasionista, non sionista, ma ultrasionista di Ben Gvir e di Smotrich, con i quali sono ovviamente i nemici peggiori in questo momento di Israele, delle immagini di Israele nel mondo. Sicuramente comunque intende, come dire, tutta la zona che era compresa, diciamo così, nel territorio biblico, ma entro confini per i quali Israele si sente sicuro. Se per far questo, e poi Israele deve occupare alcune aree del Golan e del Libano meridionale per mantenere la sicurezza, questo è un altro discorso, ma non è la volontà di annettere ad Israele queste zone. Diverso è il discorso della Cisgiordania, dove ci sono aree come Hebron, come la zona a sud di Ramallah, come altre, come dire, la Samaria, la Giudea e la Samaria, così le chiamano, che sicuramente per gli ultrasionisti devono appartenere ad Israele, non sono disposte a condividere con i palestinesi. E questo è un altro discorso. Però un Israele imperialista che vuole prendersi il Libano, che vuole prendersi la Siria, non esiste, perché non esiste nella cultura ebraica il fatto di annettere ad uno Stato ebraico popolazioni che non sono ebrei. Quindi è un discorso di sicurezza, sicuramente poi portato a limiti estremi, ho visto in maniera, come dire, pericolosa, perché c'è chi dice con questa maniera della sicurezza rendete lo Stato più insicuro, perché allargate, questo è anche vero secondo me, continuate ad allargare i fronti, ad allargando i fronti è sempre più difficile mantenerli in sicurezza tutti. Però il punto è sempre quello: Israele vuole confini sicuri, vuole essere uno Stato sicuro, vuole essere anche, per questo c'è nel pensiero ebraico moderno, pensiamo a Popper, pensiamo a Einstein, pensiamo a Freud, c'è il pensiero di uno Stato che sia ampiamente democratico, una società aperta, eccetera. Israele è uno Stato democratico sicuramente al suo interno, e quindi vuole restare uno Stato sicuro ma democratico. E il problema è che essendoci appunto 3 milioni in Cisgiordania, 4 allargando il discorso, 5 allargando il discorso, invece anche la zona degli arabo-israeliani, cioè con passaporto israeliano, 5 milioni, diciamo così, di arabi, palestinesi, drusi, cristiani che non si considerano palestinesi, eccetera, che insomma un 20% di popolazione che non è ebrea e che ha tutti i diritti sulla carta, esattamente gli stessi diritti degli ebrei israeliani. E quindi essere sicuro, essere democratico, ma non può essere solo ebreo. E questa è la famosa contraddizione di Israele che si ripropone sempre dal 48 in poi. Israele non può essere uno Stato soltanto ebreo, e non lo è sulla carta perché riconosce diritti a tutti, però contemporaneamente si definisce ebreo. Ha 2 partiti arabi alla Knesset che sono anche determinanti per la formazione del governo, che sono partiti comunque che non si definiscono ebrei, anzi sono partiti arabi, e uno è anche come dire musulmano integralista, tra virgolette, che ha supportato peraltro Netanyahu nei precedenti governi. Cioè è una questione un pochettino più complessa. Sicuramente la questione della sicurezza è la questione quasi ossessiva, con qualche ragione, dopo l'Olocausto e anche, come dire, con i pogrom che c'erano prima e soprattutto dopo il 7 ottobre. Senti, per finire, quando la guerra secondo te riprenderà? Perché a questo punto immagino che non ci sia molto altro da fare, o piuttosto il blocco continuerà almeno per un altro paio di mesi fino a quando non succederà qualcosa in Iran?
Il blocco di Hormuz, quello è cioè gli iraniani dicono lo tolgono gli americani dicono noi non stiamo facendo il blocco lo stanno facendo gli iraniani e qui si va avanti. C'è una questione, sicuramente non credo che sia questione di giorni. C'era una battuta che girava in America, poi l'ho sentita anche sulla radio italiana. Trump ha dato un ultimatum all'Iran che se entro 48 ore non togliete il blocco, vi do altre 48 ore di tempo per togliere il blocco. Quindi di ultimatum in ultimatum è passato un mese. È anche vero che il 28 febbraio l'America, gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato a sorpresa, non avvisano prima. Quindi la guerra potrebbe riprendere fra 10 minuti, potrebbe andare avanti tra virgolette, ripeto, tra 4 virgolette e 4 parentesi quadrate, tregua, potrebbe andare avanti ancora per un po'. Certamente c'è una scadenza che sono le elezioni di midterm in America, con i quali comunque Trump deve fare i conti, che sono le elezioni in Israele, che ci saranno quest'anno, e anche lì Netanyahu di questo deve tener conto, perché deve portare comunque dei risultati. Il risultato certamente sarebbe quello dell'eliminazione del pericolo nucleare iraniano. Certo, e quindi la possibilità di un attacco, come ha detto ieri Netanyahu, facendo capire appunto che in un modo o nell'altro questo pericolo lo vogliono eliminare. Indubbiamente. Giancarlo, io ti voglio ringraziare come sempre. Sono io che ringrazio voi. Figurati, al piacere di risentirci presto. A presto dunque, dai, sperando di avere notizie migliori. Certo. Come si dice, l'ottimismo della volontà contro il pessimismo della regione. Vediamo chi vince. Proviamoci, speriamo bene. Grazie. Grazie a voi.